acronimo di Search and Rescue, ovvero di ricerca e soccorso di equipaggi militari e civili dispersi su tutto il territorio nazionale e di persone disperse sia in mare che in montagna. Offre inoltre il supporto nelle pubbliche calamità come terremoti ed alluvioni e garantisce il trasporto sanitario d'urgenza ed evacuazione medica di persone in imminente pericolo di vita. Durante il lungo e tragico periodo passato, dove il Covid ha messo a dura prova il nostro paese ed il mondo intero, gli equipaggi del 15° stormo che garantiscono allarme SAR nazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, non si sono mai fermati, garantendo inoltre il trasporto e biocontenimento di pazienti affetti da coronavirus. Andiamo a conoscere l'equipaggio protagonista della dimostrazione di oggi. A bordo della Lord 01 abbiamo il capo equipaggio il maggiore Luca Costantino, il secondo pilota il capitano Damiano Maschietti, l'operatore di bordo il maresciallo di prima classe Francesco Simone e i nostri aerosoccorritori, i nostri jolly, il primo luogotenente Stefano Barbieri e il maresciallo di prima classe Armando Izzo. Virata di riposizionamento per la Lord 01 che si pone al centro della display line per il saluto iniziale. Buon pomeriggio comandante, a lei e a tutto il suo equipaggio dalla città di Jesolo. Mama Youth è il motto coniato dai piloti della seconda guerra mondiale. Fari accesi per la Lord 01 e portellone aperto sul lato destro del nostro elicottero e potete scorgere il nostro aerosoccorritore in tuta arancione che si prepara a fare il suo ingresso in acqua. Come potete vedere queste sono tutte manovre reali, stanno valutando le condizioni del vento e anche del mare, della profondità per garantire la riuscita dell'operazione. Volo in overing, volo a punto fisso, 3, 2, 1, giù in acqua. Assistiamo ad ora ad un decollo backup, è un decollo all'indietro che oltre alla sua particolarità evidenzia le eccellenti capacità professionali dei nostri equipaggi. Questo tipo di manovra viene effettuata quando si decolle da zone impervie, ovvero da zone in presenza di ostate. Inoltre in caso di avaria di un motore ci permette l'atterraggio in tutta sicurezza. Uso giù per acquisire maggiore velocità e la Lord 01 si allontana a destra della display line mentre viene inviata la chiamata di soccorso al centro di coordinamento che ha fatto decollare l'elicottero del 15° stormo. Il superstite
navigazione dà indicazione precisa della direzione e dell'intensità del vento, un elemento fondamentale durante questa fase del recupero. Ora però vi chiedo massima attenzione perché entreremo virtualmente in cabina per ascoltare le comunicazioni fra operatore di bordo e pilota per portare l'elicottero esattamente sulla verticale del disperso. L'operatore di bordo in questa manovra, lo avete sentito, è stato gli occhi del pilota, evidenziando così tre caratteristiche fondamentali dell'equipaggio del 15° stormo: l'addestramento, l'affiatamento e la sinergia tra ogni componente dell'equipaggio. L'aerosoccorritore viene calato dall'operatore sul disperso, ne valuta tutte le condizioni fisiche per vincolarlo poi a sé al verricello. Dell'aerosoccorritore che sono pronti al recupero e su verso la salvezza. Ecco, l'operatore di bordo è pronto a vincolarli in sicurezza all'interno della cabina. Sono davanti al portellone per effettuare le ultime manovre. Sono vincolati all'interno, portellone in chiusura. Il nostro disperso è salvo. Un'altra missione positiva per la Lord 01. Militare con più di 100 anni sulle ali si è sempre dimostrata con generosità e con coraggio al servizio del nostro paese. Con lo stesso spirito dal 1965, data di istituzione del soccorso aereo in Italia, gli equipaggi del 15° stormo hanno salvato più di 7.700 persone in imminente pericolo di vita. Signori, questo è il nostro lavoro, la nostra passione. Abbiamo il privilegio di salvare vite umane. Preparatevi ad immortalare con degli scatti unici e suggestivi questa spettacolare giornata in questo magico scorcio d'Italia. Passaggio il volo traslato per la Lord 01 dell'83° gruppo SAR del 15° stormo per salutare la vostra meravigliosa città e il suo splendido pubblico. dell'antica Repubblica Veneta. Ed ecco il primo passaggio di questo UH-139, lo ricordiamo ancora, un elicottero tutto italiano della ditta Leonardo, direi del tutto simile all'elicottero
elicottero dell'aeronautica militare con altra livrea, ovviamente la livrea verde per l'aeronautica militare e i colori di... Con la fine del secondo conflitto mondiale, con l'avvento degli elicotteri, questa moderna macchina volante, l'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza, questo era il nome originario della Polizia di Stato, che proprio nel 1981 prende questo. Ed ecco la vostra sinistra, preparate le macchine fotografiche, questo passaggio sul meraviglioso lungomare di Jesolo. Approfittiamo di questa incredibile giornata di sole sul centro della display line, le boe colorate e il saluto di questo UH-139 della Polizia di Stato. Lo ricordiamo, elicottero biturbina, categoria media con 7.000 kg di peso massimo al decollo. Ricordavamo prodotto proprio dalla ditta Leonardo, prima era Augusta Western, a partire dai primi anni 2000. Ancora una volta qui sul centro della display line, quasi a simulare una delle numerose attività di ricognizione e di ricerca sul territorio che la Polizia di Stato nello svolgimento del suo servizio istituzionale di ordine pubblico svolge. Eccolo i fari accesi di questo UH-139, salutatelo con un grande applauso e il saluto dell'equipaggio della Polizia di Stato che garantisce anche dal cielo, possiamo dire, la nostra sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Vi vedete in questa divertente scenografia che fa da contrasto con i velivoli di linea in alta quota che stanno sorvolando in questo momento la nostra presso il punto di atterraggio, e gli facciamo un applauso, bravissimo Matteo. Segue Gianluca Ungaro, detto Ciccio, in direttura dal vivo. Vai Ciccio! Manovra sul finale. In stretto finale Lorenzo Zoff, che andiamo ad attendere. Applauso anche per lui. Istruttore, lancio in tandem. Aeronautica militare, Polizia di Stato, adesso è il turno della Guardia di Finanza con questo MH169A. Mezzi navali e non solo, i mezzi navali sono chiamati a intervenire, come con la Polizia di Stato anche la Guardia di Finanza si occupa in questo caso sia di operazioni di soccorso, quindi di ricerca e soccorso, di search and rescue, che abbiamo imparato a conoscere proprio con gli amici del 15° stormo, ma anche tutti gli interventi durante le calamità naturali e tutte le volte che c'è qualcuno che in questo caso in mare ha bisogno di aiuto. Molto interessante anche la coppiata che stiamo vedendo tra velivolo in cielo e vedetta in mare, un po' anche una simulazione di un ipotetico inseguimento per contrastare traffici illeciti, per porre un esempio, e la vedetta in mare è un altro gran bel mezzo. Garantisce infatti i compiti di polizia del mare proprio in virtù del decreto Madia del 2018 che riconosce al comparto aeronavale del Corpo l'esclusività proprio nel garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul mare. Questa volta elicottero dal caratteristico colore giallo della Guardia di Finanza, ancora questa simulazione di un inseguimento, come ricordavi tu Massimo, proprio nell'ipotesi magari di un contrabbando di merci o peggio ancora un traffico di esseri umani, da 25 Air Show. Non scappate questo pomeriggio, approfittate del lungomare di Jesolo, della viale pedonale per approfittare di questa prima vera giornata estiva. Ed eccola la pancia di questo MH169A, lo ricordiamo, Guardia di Finanza.
all'interno del programma previsto per oggi. Fari accesi, Muso su di noi e un bel saluto finale accompagnato dal nostro applauso. Forza, facciamoci sentire! E salutiamo l'equipaggio di questo MH169A della Guardia di Finanza. Non ci possono sentire, ci possono però vedere, quindi domani prepariamoci a sventolare tutto il... Preparate le macchine fotografiche, lui quasi si fermerà qui sul centro della display line. Salutiamolo con un grande applauso, complimenti agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza che in concorso con tutte le forze dell'ordine e spesso anche con le forze armate garantiscono la sicurezza della nostra bella Italia. iTools e Naus Ground Positive Warning System ti aiutano e ti fanno vedere sullo schermo dove tu hai gli ostacoli, quindi in caso di scarsa visibilità il pilota è aiutato nel suo workload per evitare appunto le montagne e queste cose qua. Ci ricorda, comandante, ancora i nominativi dell'equipaggio che andiamo di nuovo a salutare? Ok, alla vostra sinistra già scopriamo che vedete il comandante Stefano Manzoni, è un pilota giovane, 40 anni di Modena, che ormai si è naturalizzato veneto e ha 2000 ore di esperienza, è diventato operativo con lui su questo pilota già 2 anni fa. E alla sua sinistra primo ufficiale, oggi solamente sono solo 2 piloti, c'è Milano Macci che è un poliziano che faceva servizio per vigile fuoco territoriale qui a Jesolo. Il nostro organico è molto nutrito, siamo 15 piloti, 15 tecnici e 7 aerosoccorritori che fanno servizio appunto giornaliero. Come dicevo prima, la squadra aerea è sempre composta come minimo di 5 persone. Se invece c'è un intervento che è una ricerca persona su fiume, su lago, portiamo via anche gli aerosoccorritori e i sommozzatori. Quindi non è difficile, che spesso andiamo in volo con 7 unità a bordo. Ovviamente si gioca sul peso del carburante, se vai in volo in tante persone cerchi di non decolare con il pelo. Comunque è una macchina molto prestante, a 1500 cavalli a motor medio di 3,5, questo elicottero ora non ce l'ha, ma ha adottato il tubo di FLIR e di farlo di ricerca notturno. Il comandante Mazzoli, che adesso è ai comandi, è uno dei primi piloti abilitati al volo notturno, che insieme agli altri 4 sono per cominciare a garantire anche l'operatività oltre le ferrovie. Grazie comandante, ancora facciamo un applauso unitamente a tutto il reparto in volo e a tutto il reparto. Ed eccolo da destra, torna questo AV139 dei Vigili del Fuoco, ancora una volta a dimostrare la grande maneggevolezza, oltre ovviamente alla grande perizia di questo equipaggio, sempre pronto ad intervenire in tutte le condizioni. Questa traslazione sull'asse longitudinale della nostra display line, a salutare così tutto il pubblico che oggi si è fermato qui sul lungomare di Jesolo per le prove dello Jesolo Show 2025, appuntamento comunque 14:30, 14:40 per un lungo pomeriggio tutto dedicato al volo. Ancora un passaggio, un uso puntato leggermente. Applauso da parte vostra, il T-Take Acrobatic Team 52. Si portano in posizione e bel applauso al T-Take Team. Ripeto, quest'oggi saremo più leggeri anche. Fumi via, si allineano sulla display centrale. Formazione stretta e poi via. Un bel tonno amarile cosiddetto.
un bel applauso, T-Tech Team. Ancora una volta i fumi bianchi accesi, scegliete uno di questi due yak per questo grande, gigantesco cuore. La pattuglia si è separata, attenzione ora al leader che si porta al centro della display e poi via. Lo lascia cadere il Fiesler, centrale ancora e applauso da parte vostra. Forza! E vai di Lonzo, fantastico, applauso signori! Alla posizione che si va a configurare in questo momento volo a specchio. Lo ricordate quando Maverick fotografava il MiG sovietico da sopra? Ecco, ora Tarabusi sta facendo la foto al collega e poi se la mette sul comodino. Un bel applauso a questo volo a specchio, dai ragazzi! Un grafico, velivolo in asse centrale e l'altro in forma spiralata che va a creare questa figura chiamata siberiana. Guardate che bello, fantastici, applauso signori! Ripetuta in duplice riporto. Cosa significa? Puntate lo sguardo sulla coppia di Yak 52. Attenzione, su e via per un bellissimo doppio looping. Chiuso il primo cerchio, innescato il secondo. Bel applauso a doppio looping, dai ragazzi, facciamoci sentire. Siamo in prova, ma l'effetto è da diretta. E via con bel 360. Un bacio al pubblico. Chiude il 360 e noi chiudiamo per l'applauso. Impegnati in questa giornata. Vediamo se riusciamo a collegarci per un saluto dopo l'ultima manovra. Attenzione, pronti per una bella foto da ricordare e da spedire. Attenzione, incrocio, applauso. Yak 52, numero 2 del Gregario, un ringraziamento particolare
Yak in chiusa finale. Esventoriamo la spiaggia di Jesolo oggi per salutare il team Yak, questa incredibile esibizione, due macchine davvero luccicanti, quindi siamo sicuri avrete colto delle bellissime fotografie con questo azzurro cielo di Jesolo. Buongiorno a tutti, grazie. Un saluto a Jesolo ed eccolo qui davanti a noi lo SPAD della Fondazione Jonathan Corso. La fondazione ha sede in opera da Radio Superficie Francesco Baracca di Nervesa della Battaglia, alla guida di Giancarlo Zanardo, notissimo pilota e costruttore di numerose repliche e l'unica realtà in Italia per i costruttori amatoriali ed appassionati. La fantastica storia della Jonathan all'inizio del 1975 arriva fino ai nostri giorni attraverso una serie di voli e raid commemorativi. Accanto a questi è mantenuto in perfetta efficienza un DH82 Tigerman. La fondazione ha partecipato alle celebrazioni per il centenario dell'aeronautica militare con lo SPAD 13 con il Caproni K3, unica replica volante al mondo. Oggi vi portiamo indietro nel tempo, vi faremo rivivere immagini, suoni, colori ed emozioni che i nostri bisnonni vissero più di 100 anni fa. La Fondazione Jonathan si presenta oggi qui a Jesolo con lo SPAD oggi qui durante le prove. Il Caproni ha avuto un problema tecnico sulla superficie di Caorle, ieri aveva dei problemi al motore che sono stati risolti stamattina, è giunto a Caorle, ma per un ulteriore problema tecnico oggi non è potuto essere presente qui alle prove. Speriamo domani di poterlo vedere, di poterlo commentare, di poterlo sentire, di poter sentire quei giochi con addizioni moderne, quali il motore, che non è ovviamente quello originale, quali i freni alle ruote, il ruotatore che sostituisce l'originale pattino che serviva per decelerare l'aeroplano durante la corsa di atterraggio e la radio di bordo ovviamente, tutte addizioni che servono a mantenerlo sicuro e aeronavigabile e che possa utilizzare porta quella originale utilizzata dal nostro grande asso, il maggiore Francesco Baracca. Ed ecco il lato destro che mostra lo stemma della 91esima squadriglia, detta squadriglia degli assi, comandata prima dal capitano Tacchini e poi dal capitano Baracca, e creata sul campo di Santa Caterina, un sobborgo vicino a Udine, e che raggruppava il simbolo del nostro più grande asso, che ricordo perse la vita il 19 giugno del 1918 sul Montello. Dicevo, il suo simbolo personale, il cavallino rampante. Cavallino rampante che lui fece dipingere su un omaggio e un'autorizzazione fatta dalla mamma del maggiore Francesco Baracca, dalla scuderia Ferrari, che anche oggi lo utilizza verso sinistra per un ulteriore passaggio. Militare ungherese, un bel applauso agli amici ospiti di Jesolo. Elicottero sicuramente, Massimo, da una livrea diversa da quelle che abbiamo visto, ma anche da una forma, quindi capiamo subito che è un elicottero di tutt'altra progettazione, come dicevi, un Airbus della Hungarian Air Force che oggi ci dimostrerà un po' il multiruolo di questo elicottero. Sì, la macchina simbolo di potenza, versatilità e moderna tecnologia. Non siamo abituati a questo tipo di macchine, quindi per oggi è anche un arricchimento culturale per il mondo e per gli appassionati
appassionati di aeronautica, per questa macchina che viene utilizzata indistintamente per tanti compiti operativi, da attività di puro combattimento, da attività umanitarie, missioni di salvataggio e utilizzata anche in attività di protezione civile all'interno dei disastri, dei momenti di necessità. Fantastica la manovrabilità di questo mezzo a pala rotante che vediamo ora sulla nostra verticale. Equipaggiato con i più moderni sistemi tecnologici, nei vari punti del litorale, di ammirare anche questa macchina non usuale in occasione degli air show nazionali italiani. Manovra ancora il 225H ungherese. Massimo, visto che l'equipaggio non ci sente e quindi ci perdoneranno per la nostra pessima pronuncia ungherese, possiamo provare a presentare questo equipaggio dell'aeronautica militare ungherese. Cominciamo dal capo equipaggio, il tenente colonnello Sándor Mákai, il tenente Zápor Stodos e il sottufficiale Sándor Borowski. Magari un aperitivo con ogni errore di pronuncia che serve con grande dato, l'importante è l'affetto che andiamo a trasmettere, la sbavatura ci viene perdonata e l'applauso va a ringraziare loro per la loro presenza italiana. Quindi a favore della parte destra della display line, ancora una volta dimostrare la grande maneggevolezza di questo elicottero, ancora una volta un prodotto tutto europeo, questa volta l'Airbus H225M Hungarian Air Force. Oggi le prove dello Jesolo Air Show, domani appuntamento sempre dalle 14:30, sabato 28 giugno per lo Jesolo Air Show 2025. Ancora queste traslazioni e queste rotazioni che ci fanno quasi venire, Massimo, il mal di mare. Noi che siamo qui a terra, pensate l'equipaggio, i passeggeri, anche durante le fasi più operative, più concitate di un volo di risolvere i problemi per cui questo elicottero deve intervenire. Istante di pausa ancora e poi eccoli che arrivano. Occhio a sinistra. Occhio a sinistra, tappi per le orecchie. Signore e signori, accogliamo con un grande applauso due Eurofighter Typhoon del 51esimo stormo di strada. Caccia multiruolo in grado di decollare in ogni condizione, sono adesso separati, pensate alla velocità di circa 300 nodi, quindi poco meno di 600 km/h con un ingresso a circa 500 piedi. Un velivolo che insegue quello davanti a simulare quindi l'intercettazione, guidati dai guida caccia che da terra con il sistema di controllo radio. L'aeroplano da identificare con una simbologia, una direi metodologia internazionale, si fa capire per dirgli c'è qualcosa che non va, ma credo che tu debba allontanarti e atterrare.
Ed ecco il battito delle ali di cui parlavamo, i piloti così si fanno comprendere. Uno è l'aeroplano ovviamente che deve essere intercettato. La potenza dei motori lascia spazio ovviamente alle nostre voci. A Milano in piazza Jesolo, perfettamente conservato e mantenuto, e un gelettino stasera e la MX è lì in bella esposizione. Ed eccoli che puntano sul centro della display line, preparate le macchine fotografiche per questa separazione. Tra Jet e Ferrari, che fu la sfida tra Gilles Villeneuve qualche anno fa. Immenso piombo nel cielo. Ed ecco questa, iniziamo subito con un rovesciamento e nuovamente al centro della display line. Potete ammirare questo biplano assolutamente particolare, si chiama Pitts, super iconico, negli anni 90 era la macchina più performante dell'acrobazia aerea. Tutti i più grandi campioni dell'epoca si esibivano con questo fantastico biplano. E guardate come rimane dentro i propri fumi e scende giù in beat Maurizio Costa. 260 cavalli che spingono una doppia coppia di ali e su nel cielo per un Fizzler. Guardate come l'aereo fa letteralmente un'inversione a uso se stesso, rimane rovesciato con i fumi dentro Maurizio ed esce. Guardate che belli, alla vostra destra gli anelli di fumo, mentre a sinistra si continua a pennellare con agilità. Caratteristica di questo aereo infatti è la velocità e l'agilità di manovra. Potete vedere come in così poco spazio Maurizio riesca a dominare il cielo e su coi fumi ancora fino a 0G. Seguiamolo ancora con lo sguardo. Maurizio infatti adesso farà nuovamente un'inversione verso di noi. Bellissimo vedere ancora in questi anni questi aerei così iconici che si riescono a esibire. Il tempo sembra veramente fermo sia per l'aeroplano che per il pilota. Ricordo Maurizio classe 1957. Finché manovra vedo Giada che sta spedalando come se fosse ai comandi. G0, velocità 0, lo attacca per l'etica e lo lascia cadere. Meraviglioso, vedete come i fumi compongono queste stranissime figure. All'interno ovviamente il pilota è sottoposto a svariati G, che sono le forze di accelerazione di gravità. A ogni salita possono corrispondere anche 4, 5, 6 G, fino ad arrivare nuovamente in volo rovescio, dritto verso di noi. Adesso ci può vedere a testa in giù, salutiamo il comandante Costa. Incredibile con Costa che chiama inequivocabilmente un bel applauso, dai ragazzi! Deciso, non tentenna, punta al centro della display line e poi su di nuovo con grande energia. Pennella in cielo queste figure fantastiche, queste Council Walk. Applauso ragazzi, volo pazzo, Ubriaco sarebbe, per essere precisi. Tengono bene la loro posizione. Di nuovo, manovra, comandante Costa, non ci lascia un attimo di respiro.
giochiamo in questa manovra con sia ruoti su se stesso e contemporaneamente ruoti in un inverso cerchio. Si chiama Rolling Circle, è una manovra particolarmente complessa, tanta coordinazione ed è un aereo che gira su se stesso e intorno. Cielo su, mare giù e lui che ritorna verso di noi. E per finanziare la ricerca sul tumore al pancreas, dove tutti voi state partecipando a questo spettacolo. Faccio notare sulla vostra verticale, guardate quanti cerchi si sono formati con il fumo generato dal moto dell'elica e con le condizioni meteo particolari quest'oggi, mentre sta facendo vedere cose incredibili come Dante Costa, al quale va di nuovo il nostro applauso. Dai ragazzi, forza! Piede su e lettore giù per un passaggio a coltello. Il comandante Costa tiene sull'aereo, ci saluta. Poppy, che grazie appunto alla grandissima potenza e l'altissima manovrabilità dell'aereo, e ci passa salutando ancora una volta. Soltanto la croce a destra, quindi 3/4 in uscita, ed ecco, passaggio a coltello prolungato per noi, in cui ci può vedere capottina alla Costa. Ciao Maurizio! Aliato con le manovre di questo pizza, ancora il fumo bianco, battitolari, lo possiamo definire così, nel volo acrobatico. Iniziativa che da anni promuove l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo dell'aviazione. Grazie al suo impegno, quello di Paolo Pocobelli, oggi anche a chi ha disabilità agli arti inferiori può diventare pilota privato, commerciale, strumentale, istruttore di volo ed esaminatore. Grande persona anche Paolo Pocobelli, che si è impegnato anche in Ali per Tutti, un'iniziativa che da anni promuove l'integrazione delle persone con la disabilità, quindi impegnato anche nel sociale, ma non perdiamolo di vista perché con il suo Cap 10 sta facendo veramente delle cose fantastiche. Il programma acrobatico di Tutto Punto va a chiudere questo looping perfetto nel cielo, un cerchio disegnato a mo' di compasso, e noi lo andiamo ancora una volta a applaudire. Doppio per Paolo, doppio applauso per lui. Ormai abbiamo preso dimestichezza con le principali manovre acrobatiche di questo pomeriggio qui a Jesolo. Abbiamo visto all'inizio il tonnò, i looping e poi ancora qualche minuto con il Cap 231 che ci delizierà con queste incredibili manovre acrobatiche. Via Pocobelli, punta dritto dal cielo e là, fermo, gravità zero, lo attacca letteralmente per l'elica, lo lascia scivolare di nuovo e i fumi rendono giustizia perché il cielo oggi è veramente azzurro dopo il temporale di ieri sera che ha letteralmente pulito il cielo con una bella lavagna rimessa nuova all'interno di una classe scolastica, ma gli allievi di questa classe quest'oggi sono dei campioni, come un campione è Paolo Pocobelli e lo state vedendo in questo preciso istante. Applauso signori! Applauso per Paolo Pocobelli, pieno controllo di questo Cap 231, ancora un tonnò in tempi, un tonnò sull'asse questa volta. Sull'asse in più tempi, molto bello, sempre fa sempre un bel effetto, è proprio esatto, a casa del suo. Guarda che belli anche i riflessi del sole, lo lancia il nostro Walker, applauso ancora per Paolo. Volo rovesciato, ci vede dall'alto verso il basso, bellissimi anche i riflessi di luce sulla colorazione tricolore del Cap del buon Paolo Pocobelli. Venezia, Beh, adesso abbiamo un momento di sconforto sulla bussola, però direi che se di là siamo al sud, a destra c'è Venezia. Eccolo che arriva, volo a coltello, trasla in linea parallela alla display line, questo palcoscenico virtuale che 200 metri a destra, totale 3 km, dove il buon Paolo sta eseguendo in una magistrale composizione di figure acrobatiche. Via di nuovo con un tonnò sull'asse, poi via a chiudere in Schneider sulla parte destra, una Schneider che va a ricordarci
l'epopea dei voli della Regia Aeronautica negli anni 30, chiude questo 360 sul impiatto. Il condimento che ci regala un altro cerchietto generato dal K10 di Paolo Pocobelli. È abbastanza difficile generarli, succede rare volte, in un centinaio di manifestazioni li avrò visti 3 volte forse. Lo va a intercettare Paolo e ricompone di nuovo una verticale. Applauso per Paolo Pocobelli. E lui con il suo Cap 10 PK, pensate 180 cavalli di potenza, usato dalla Marina Militare francese. Paolo dimostra proprio come riesce a domare, possiamo dire, questo cavallo d'acciaio sul cielo azzurro di Jesolo, a dimostrare ancora una volta come la sua forza d'animo, la sua determinazione, ma anche le sue oltre 7000 ore di volo. Gran pilota acrobatico, dimostrando che le difficoltà si possono superare. Su di nuovo al centro display, Paolo Pocobelli. E di nuovo il nostro walk. Applauso a Paolo, dai, forza, non lesiniamo. Con un tornò lento sull'asse per il Cap 10 di Paolo Pocobelli, va ad incrociare il suo anello di fuga. Manovra sempre mirabile di Paolo Pocobelli che rientra su di noi. Tornò a botte per Pocobelli che punta sulla destra della display. Lo accompagniamo sempre con un po' di musica. Ed ecco ancora un passaggio sul centro della display line, volo rovescio, fumo bianco, Pocobelli pilota acrobatico, grandi palcoscenici da lui visitati, il Salone Internazionale dell'Aeronautica di Parigi-Le Bourget nel 2011, nel 2023 e anche nell'edizione appena conclusa del 2025. Lo ricordiamo, la sua iniziativa Ali per tutti, portare l'Italia e l'inclusione in volo davanti al mondo e davanti al volo acrobatico. Il buon Paolo ne ha approfittato in volo rovescio per un battito d'ali che mal non fa, perché il saluto verso gli ospiti e verso il pubblico è sempre in prima posizione.
prese 2 camere. Sì, l'Italia chiamò, signore e signori, le Frecce Tricolori 2025. Tradizionale ingresso alle spalle del pubblico, poi si va subito su fino ai 4.000 piedi di quota, configurazione a triangolo per questo primo gigantesco looping. Il looping d'ingresso è la prima manovra del programma acrobatico delle Frecce Tricolori e anche l'unica manovra eseguita con tutti i velivoli all'interno di una stessa formazione di 8 velivoli quest'oggi sul lido di Jesolo, che chiude in questo momento il suo looping d'ingresso e si allontana. Abbiamo assistito alla prima manovra con tutti i velivoli all'interno della stessa formazione. A brevissimo ci sarà la prima separazione in 3 sezioni, prima però si va lentamente su e a sinistra con il capo formazione che sta per ordinare il primo cambio di configurazione. I velivoli stringeranno sull'asse e il triangolo prenderà man mano la forma di un rombo. Il diamante delle Frecce Tricolori a guidarlo anche per il 2025 il nostro capo formazione Pony numero 1, il maggiore Pierluigi Raspa, incastrato letteralmente sotto di lui al centro della formazione Pony numero 6, un debutto in questa posizione quest'anno per il capitano Simone Fanfarillo. In coda abbiamo il nostro solista. Andiamo su dalla voce del maggiore Raspa. Allora il diamante punta dritto verso il cielo per regalarci la prima apertura di giornata. 3 i velivoli della linea davanti alla nostra sinistra, 4 quelli del rombetto alla nostra destra. Il solista nel frattempo si allontana alle spalle della display line, ma ben presto tornerà ad essere chiamato in causa per aprire il suo programma acrobatico. Noi però osserviamo le 2 sezioni puntare l'una verso l'altra, allora camere puntate al centro per non perdere il primo emozionante incrocio che avviene esattamente al centro della display line. Poi le 2 sezioni vanno solo a bastoni, ovvero in fila indiana. Sarà un looping per i 3 della linea davanti alla nostra destra, un mezzo 8 cubano invece per Pony 6 su aggregare a sinistra, e noi saremo proprio dietro l'ultimo della fila di 4. Fuori tutti, via dalla voce del Pony numero 9, il capitano Alessandro Sommariva. Il bastone si rompe, il rombo della seconda sezione comincia a cercare davanti a sé la linea davanti per la prima linea di raggiungimento. Nel frattempo il solista si presenta da sinistra con il suo tonno in 4 tempi. Sono 4 le successive rotazioni di 90 gradi sull'asse per completare questo giro completo appunto sull'asse longitudinale, poi si allontana in salita alla sua sinistra e in questo modo lascia il palcoscenico libero per la formazione che troviamo di nuovo tutta alla nostra destra. Di congiungimento che si perfeziona in questo momento. Abbiamo appena visto un tornò eseguito dal nostro solista, adesso il capo formazione vuole dimostrarci come si esegue la stessa manovra ma con una formazione di ben 7 velivoli. Formazione che sale, inizia ad avvitarsi intorno al proprio asse centrale disegnando questo gigantesco tornò. Tornò è un termine francese che traduciamo con l'italiano botte, e il profilo interno di una gigantesca botte. Si va concludendo così alla nostra sinistra questo gigantesco tornò della formazione che si allontana. Allora palcoscenico libero di nuovo per il nostro solista che troviamo tutto alla nostra destra. Basso sull'orizzonte, si allinea con la display line a tutta velocità, poi va in volo rovescio con il suo fumo bianco, guadagna così il centro della display line, poi sarà tornò e ancora volo rovescio. Vuole così dimostrarci la capacità di questo addestratore tutto italiano di sostenere questo particolare assetto di volo anche in una formazione che si sta appunto allineando con la display line tutta alla nostra sinistra. E per la prossima manovra noi saremo a bordo di Pony numero 1. La rotazione dei gregari per la manovra del ventaglio, poi via in fuga si va su nell'apertura della bombola 320. A bordo per le 2 sezioni circa 100 uomini lavorano gomito a gomito per portarli attraverso la bellezza del volo acrobatico collettivo quelle che sono le capacità, i valori e lo spirito di squadra di un'intera forza armata. L'aeronauta, il nostro
solista, se volete potete contare insieme a lui, saranno 12 secondi impiegati per coprire 3 km di display live, tutti senza mai fermare la sua rotazione. E mentre lo seguiamo con lo sguardo ci gira quasi la... Partirò. Andrea Bocelli e noi ci prepariamo per un altro emozionante incrocio. Sull'incrocio poi le due sezioni la manovra con il più alto fattore di carico di tutto il suo repertorio. Prima un tornò al centro della spiegata, finalmente questa mirata Snyder a 7 G. Questo è il momento a bordo del suo MP339, ogni cosa, pilota compreso, pesa 7 volte di più. Lui è letteralmente schiacciato sul seggiolino da questa gigantesca forza, ma non curante di tutto questo, completa un cerchio di fumo bianco un pull-up negativo di circa 3G, una differenza in valore assoluto, pensate di ben 10G. Si disegna così sul cielo di Lido di Jesolo questo gigantesco lazzo da cowboy che sembra quasi voler guidare la nostra attenzione verso l'alto, ma però non ci lasciamo battere. Maggiore Oscar del Do del Boeing numero 5 del capitano Leonardo Leo. Fumata bianca, nel frattempo affiancano il loro capoformazione, vanno su in linea di fronte per un altro gigantesco looping. Anche stavolta si va su fino ai 4.000 piedi di quota. Questo è il top del nostro volume acrobatico di esibizione per un gigantesco looping che in questa fase rovescia ci mostra il bellissimo ventre tricolore del nostro NB 339. Il solista stavolta ci presenta una delle manovre più tecniche del suo repertorio, un tornò lento, una manovra in cui la difficoltà di rotazione ma senza mai scadere di quota. L'opera stessa proprio perché aumenta la distanza tra il capoformazione e i gregari più estremi. Questo è l'elegante tornò destro a cigno delle frecce tricolori, formazione che si avvita intorno all'asse centrale come fosse un unico grande aeroplano. In realtà in questo momento ogni velivolo segue una traiettoria diversa per mantenere sempre costante la sua virata. Snyder con un fattore di carico negativo superiore a 3 volte il suo peso. Possiamo ammirare il casco bianco del pilota mentre una forza superiore a 3G lo spinge letteralmente via dal seggiolino. Lui completa questa grande mezzaluna con il fumo bianco, poi si lancia letteralmente all'inseguimento della formazione che in questo momento troviamo dritto su verso il cielo di Lido di Jesolo. Si susseguono i comandi con il solista alle spalle che invece si tuffa in affondata, poi sarà cloche alla pancia per salire dal basso verso l'alto e inserirsi così nella spettacolare apertura dell'Arizona. Arizona che è una delle manovre storiche del nostro programma dedicata all'Arizona degli aviatori, un pub, un luogo di incontro dove negli anni 30 del secolo scorso i primi pionieri dell'Italia, dell'acrobazia aerea italiana, usavano incontrarsi al termine del servizio e lì, finalmente liberi da ogni formalismo militare, dedicare un abbraccio ad amici e parenti. Lo stesso abbraccio momento è che con il prossimo incrocio vogliamo dedicare a ciascuno di voi. Scendono man mano i giri del motore, l'aria si fa sempre più pesante sul musetto del suo MP339 e alla fine non c'è via di scampo, a vincere sarà la forza di gravità. Lui resta sospeso letteralmente a mezz'aria per un istante, facendoci provare il concetto di velocità zero ma con un jet. Poi muso giù per riguadagnare la piena efficienza delle superfici aerodinamiche. Questa era la scampanata del nostro pony numero 10.
parte spicchi della formazione delle Frecce Tricolori, un'apertura, quella della scintilla, particolarmente torna il nostro solista, stavolta vuole davvero toccare le corde del nostro orgoglio nazionale, perché signore e signori è tutto italiano nell'MV 339, uno dei pochi jet al mondo capaci di eseguire Lonzo. La salita con le rotazioni, quindi gli avvitamenti, prima di lasciarsi cadere giù in vite controllate. Allora è arrivato il momento di presentarvi il nostro pony numero 10, lui che ha la sua seconda stagione da solista delle Frecce Tricolori. Facciamo arrivare fin lassù il nostro applauso al maggiore Federico De Cecco. Viene girata, come si dice in gergo, la manovra del doppio tonnoce, quindi un passaggio da destra a sinistra per regalare scatti preziosi alle nostre fotocamere, e poi al centro della display line via i fumi e si va su a piramidone ancora una volta verso i 4.000 piedi di quota. Nel frattempo tutto alla nostra destra il solista si tuffa ancora in affondata per guadagnare la massima velocità, poi ripercorrerà la display line cavalcando letteralmente i fumi della formazione principale fino al centro display per andare su, coscia alla pancia e inserirsi nella spettacolare apertura della bomba. Meno 5, 4, 3, gran finale. In questo momento siamo letteralmente circondati dai velicoli delle Frecce Tricolori. Allora è il momento di sceglierne uno e seguirla in questa affondata con inversione per poi puntare verso il centro, perché saranno 7 le direzioni di provenienza, 9 i livelli verticali di separazione, ma uno solo il punto di convergenza per l'incrocio mozzafiato della bomba. Che incrociano tutti in un unico punto. Questa è la magia della bomba delle specialità, ovvero un tornò bot seguito da un looping. Lo fa però con il carrello estratto, ed è questa una particolare configurazione del velivolo in cui la finestra tra la velocità minima di sostentamento di volo e quella massima oltre la quale rischierebbe di danneggiare il carrello stesso si restringe a soli 100 km/h. Esegue le due manovre in rapide successione che stanno fedelmente all'interno di questa finestra energetica, ed è un ulteriore modo che ha il maggiore Federico De Cecco per mostrarci la grande valorabilità di questo velivolo, che è interamente progettato, costruito e manutenuto in Italia. A prendersene cura sono gli angeli o i custodi della manutenzione del nostro reparto, quest'oggi rischiarati sull'aeroporto di Venezia Tessera. Sono loro appunto che giorno dopo giorno si prendono cura dei nostri tra un'ala e l'altra per un volo condotto esclusivamente a vista dei nostri piloti. Nel frattempo più là il solista si è già tuffato in quella che è probabilmente la manovra più celebre di tutto il suo repertorio, possibile solo con un uso fino a fondo corsa di tutti i comandi di volo. Signore e signori, si rinnova sul litorale di Lido di Jesolo la grande emozione del volo folle. Non dovrebbe essere progettato per eseguire qualcosa del genere, ma non è d'accordo il nostro solista, che disegna questo suo serpentone di fumo.
eccoli 5 km della fumata finale delle frecce tricolori. C'è un grande sorriso in questo momento stampato sul cielo di Jesolo, e questo perché in fondo ciò che le frecce tricolori vogliono più di ogni altra cosa è ricordare a ciascuno di noi la grande gioia di essere italiani. E se sono 10 i piloti che compongono la formazione al completo delle frecce tricolori, uno dei segreti del successo di questo reparto è che il pilota più esperto è proprio qui, a terra, in mezzo a voi. Lui che è stato prima gregario della formazione, poi ne ha guidato la seconda sezione con il ruolo di Ponisei, ovvero primo fanalino, oggi sta al suolo in collegamento radio con la formazione allo scopo di assicurare in ogni momento la massima spettacolarità e sicurezza al nostro volo. Allora è arrivato il momento di presentarvi il comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco. Se questa sessione di addestramento di oggi in vista del show di questo stesso litorale, quindi per adesso grazie Livio di Jesolo e arrivederci a domani. Bene, lo spettacolo continua, vi invitiamo a mantenere la posizione perché ci sono delle sorprese positive, bellissime, quindi vi invitiamo a non entrare nell'acqua, lo spazio di spiaggia è ancora interdetto alla balneazione fino alla fine della manifestazione. Gli assetti in volo non sono terminati, abbiamo anche delle sorprese e delle chicche che abbiamo il prestigio di ospitare in quella di Jesolo, quindi augurando di nuovo una buona giornata, una buona permanenza nella nostra cittadina. Vi invitiamo a rimanere seduti nelle posizioni perché lo spettacolo continua. Grazie, buona giornata, qualche istante di musica e poi proseguiamo ancora. Anche questa cosa che vuoi. Adesso l'F-35 e l'aria. Pomeriggio di Jesolo, sono il capitano di corvetta qui da quella macchina. Godiamoci lo spettacolo. Per la prossima manovra è una Snyder a 250 nodi per dimostrare il raggio di comunicazione. Circa 1800 metri, 600 metri di raggio di virata, 200. Si diverte moltissimo il regime di alta attacco a alfa, 380 nodi in ingresso.
Paga qui Giulia. Eccola qui, 4G verticale smart. Sempre 250 nodi, guardate che armonia. Acuti. Nel frattempo sta venendo giù con una tirata sentite che sound, signori, tutto per voi, accompagniamo il nostro campione, ecco che si avvicina al centro display. Ed è la T-Orbital, satelliti impazziti, forza signori, ci stiamo avvicinando al momento clou, Jesolo, sulle mani, sentite che sound, colonna sonora offerta dal nostro DJ Alessandro Bambini. Ecco che ci sta avvicinando dalla nostra destra al centro display per un volo coltello. Guardate la livrea del suo capo 231 sta prendendo velocità per questa prossima manovra. Centro display punta dritto verso di noi e con un turno fa una virata piatta!
nostro campione, seguitelo su tutti i social, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. E con questa melodia seguiamo attentamente i tratteggi con questo cielo di Jesolo. Il nostro campione sta eseguendo. Giù, turno, ed eccola signori, la Luxuma. Lo spettacolo nello spettacolo. Sta prendendo velocità, viene giù una serie di turno ed è un tempo! Guardate cosa riesce a fare! Fantastico! Guardiamo attentamente questo tratteggio. Ed ecco per la prossima manovra lo Ventaglio! Termine francese che in italiano chiameremo comunemente il ventaglio. K231 ha una apertura alare di 8,08 metri e una lunghezza di 6,75 metri. Peso al decollo 820 kg. Piedi a terra, cinture bene allacciate, freno a mano, virando a pianta. Longitudinale del K231. Ricordarlo in questo importante del show a comandi incrociati. Lo vediamo arrivare verso dalla destra ed è il Polo Pozzo. Vai DJ! Ecco, mi comunicano qua dalla regia che il nostro Andrea Pesenato ci vuole fare un saluto direttamente all'interno. E con questo Quest'oggi faremo solo una piccola estrapolazione, un esempio di come può avvenire un'operazione speciale. Ed ecco gli assetti ad ala rotante dell'esercito italiano. Salutiamoli con un grande applauso qui sul lido di Jesolo per le prove dello Jesolo al show. Attività ovviamente di supporto dal cielo sulla destra è tenuto sotto tiro dalle forze possibili. E neanche 90 che dolcemente si avvicina sul ciglio del mare di Jesolo, anche questo che neanche 90 non ha elicottero.
visto nella nostra vedetta. Fatto in questo momento viene effettuato un aviolancio di sub sul velivolo centrale protetto lato destro e lato sinistro da 2 A129 Mangusta che stanno operando un'azione di copertura. Dicevo, lato centrale, aviolancio di impulsori. Cercano che non ci sia nessuna minaccia da terra per consentire appunto all'H90 di terminare la sua missione. Questa parte di esercitazione nella giornata di domani sarà preceduta da un aviolancio di impulsori che domani saranno operativi prima del lancio di sub. Gruppo di incursori che si stanno avvicinando a terra, sempre attiva la copertura aerea. Continua l'azione di copertura 129 Mangusta su tutto il bordo spiaggia per essere recuperato in territorio ostile un diplomatico. Scendono gli incursori. Di copertura in spiaggia mentre la linea avanzata entra in campo. Missione compiuta, il nostro diplomatico è finalmente in salvo, il nemico è stato annettato e si può tornare quindi in Italia.
parte destra della display line a dimostrare ancora